Sì, beh, il Museo di Santa Caterina è un luogo ovviamente molto bello, molto prestigioso, però aveva dei problemi dal punto di vista della sicurezza, della climatizzazione, dell'impiantistica, molte cose. Alcune cose sono state sistemate già lo scorso anno dal comune, quest'anno assieme ad alcuni sponsor amici ho deciso di fare un investimento personale per dotare il museo nelle sale della Pinacoteca, di dotare il museo della impiantistica corretta per ospitare opere di questo calibro, ma che poi saranno sale che ospiteranno ovviamente tutte le opere della Pinacoteca Civica, perché è giusto ricordare che non abbiamo pensato soltanto all'arrivo dei dipinti fantastici di Monet, di Van Gogh, di Cézanne, di Gauguin e tutti gli altri, ma abbiamo pensato che poi quelle sale torneranno ad ospitare i Lotto, i Tiziano, i Guardi, insomma tutte le opere della Pinacoteca Civica del Museo di Santa Caterina. Il vostro impegno arriva fino a gennaio praticamente del 2018 anche dal punto di vista economico e di investimenti, e dopo Marco Golducci sarà ancora? No, in realtà il nostro impegno arriva fino alla metà di aprile del 2017, perché la mostra chiude il 17 aprile, appunto il lunedì di Pasqua, poi in verità speriamo anche di poterla prorogare fino al 1° maggio, in dipendenza ovviamente dalla disponibilità dei prestiti, perché la mostra dura già 5 mesi e mezzo, quindi è un tempo molto, molto lungo. Poi ci saranno i lavori di risistemazione, di adeguamento, lavori molto importanti con finanza pubblica, quindi dell'amministrazione comunale, della sala Ipogea, oggi sala Barbisani, titolata a questo grande artista trevigiano del Novecento. E poi sì, stiamo dialogando con sindaco e amministrazione per poter fare una seconda mostra, dunque potrebbe iniziare a febbraio del 2018, prima bisogna che si concludano i lavori di adeguamento della sala Barbisana, appunto, poi è possibile che ciò avvenga, vedremo credo nelle prossime settimane, un annuncio che potrà essere fatto o non fatto a seconda degli accordi nelle prossime settimane. Una cosa, ha parlato di 700.000 euro, sono tanti, sono pochi? 700.000 euro sono tantissimi ovviamente, perché li abbiamo messi tutti noi come privati, io personalmente una quota importante di questa somma e poi tantissimi amici, sponsor, studi di professionisti, ingegneri, architetti, e quindi credo sia uno sforzo veramente molto molto consistente, che non è così usuale vedere di questi tempi. E a che cosa è dovuto tanto amore per la propria città? Ma come ho detto, sono i 20 anni di Linea d'Ombra e quindi non volevo soltanto portare a Treviso, dopo tanti anni di mia assenza, una grande esposizione, ricordiamoci che ce ne sono anche altre attorno dedicate alla pittura italiana del Novecento, ma volevo anche lasciare un segno tangibile, concreto. Le mostre finiscono, se ne vanno, mentre le opere rimangono, e dunque mi sembrava bello che per il 20ennale di Linea d'Ombra anche noi potessimo lasciare un segno più che concreto in questo museo. A proposito di passioni e anniversari, ha deciso di dedicare un omaggio speciale ad un autore da lei molto amato. Sì, sicuramente sono 30 anni dalla morte di Goffredo Parise, è un autore con cui mi sono idealmente confrontato tante volte. I suoi sillabari sono un'opera veramente meravigliosa dal punto di vista letterario. Mi sento di dire che c'è una sensibilità comune rispetto a quanto dico e scrivo normalmente sulla pittura, e quindi ho chiesto a 5 artisti importanti italiani, il primo dei quali sarà Matteo Massagrande, di poter lavorare sulla illustrazione di 5 racconti dei sillabari. Quindi si partirà appunto con Massagrande, il racconto è Malinconia, dalla fine di ottobre, in contemporanea con l'inaugurazione anche di tutte le altre mostre. Inaugurazione di questa mostra anticipata di qualche ora rispetto al calendario iniziale. Sì, più che l'inaugurazione, l'apertura al pubblico era prevista per le ore 9 del mattino di sabato 29 ottobre, ma devo dire anche per raccogliere il grande entusiasmo che si respira attorno a questa mostra ho deciso di aprire la sera prima, e quindi dalle ore 20, terminata l'inaugurazione ufficiale, apriremo al pubblico con biglietto ridotto e apriremo fino all'1 della notte, quindi ci sarà un'apertura notturna per festeggiare questo taglio del nastro.